Il rapporto è quello di una partner che ci permette di diversificare i casi di studio. Abbiamo 3 situazioni, una in Veneto, una qui in Friuli e una in Tirolo. In particolare questa friulana parte dal caso di boschi ricchi di abete bianco, che sono quelli che hanno dato sostanzialmente il là al progetto, perché l'idea dei friulani era proprio quella di dire: ma è mai possibile che i miei boschi, così diversi strutturalmente, così ricchi di specie, tra i più bei boschi delle Alpi, poi quando vendo il legname venga valutato come tutto il resto del legname. Quindi è nato proprio qui dal Friuli l'idea che boschi come quelli ricchi di abete bianco, come la foresta di Ampezzo, possono essere un bel caso per vedere se attraverso la misura precisa della biodiversità di questi boschi possiamo avere uno strumento di marketing in più, come dire: compra il legno certificato che viene da una foresta molto ricca di biodiversità, che fornisce molti servizi ecosistemici, e tu farai una buona scelta perché sostanzialmente aiuterai a gestire bene quella foresta con tutto ciò che ne deriva.